Ben ritrovati con noi cari telespettatori, ben arrivati anche alle nostre ospiti. Il tema di quest'oggi in collaborazione con lo CGIL del Veneto è molto importante. Allora, innanzitutto abbiamo il piacere di avere la rappresentanza nazionale e un fior di rappresentanza perché Tania Sacchetti, segretaria generale dello CGIL nazionale, è qui con noi, ben arrivata. Grazie per Grazie di esserci. Con Nicoletta Biancardi, segretaria generale CGIL del Veneto, che non abbiamo tante volte, quindi ci fa estremamente piacere che ci sia anche lei. Abbiamo due big dello CGIL, massimi livelli, e parliamo di una problematica, di diverse problematiche che emergono poi quando si tirano i conti, si tira la riga, la famosa legge di bilancio finanziaria che dir si voglia, che purtroppo al sindacato, purtroppo per noi, non piace perché ci sono delle ragionevoli ragioni. Quali sono? E soprattutto che possibilità, che margini di cambiamento si possono ravvisare. Potere d'acquisto gravemente intaccato per i pensionati e quindi questo vuol dire difficoltà che sui territori si coniuga in modo diverso. Se da un lato ci sono problemi per la sanità, c'è chi per il sociale con patologie croniche, chi invece, segretaria nazionale, ravvede quali problemi a livello generale che coinvolgono un po' tutti, secondo voi? Ma noi denunciamo anche con le mobilitazioni che abbiamo in campo la preoccupazione che ci sia una generazione, quella dei pensionati e delle pensionate che hanno lavorato una vita, che siano quelli sempre chiamati a pagare, diciamo così, le difficoltà economiche del Paese. Abbiamo pensioni diciamo, che soffrono per l'aumento del caro vita, naturalmente soprattutto in ragione degli alti tassi di inflazione che abbiamo avuto negli anni che abbiamo alle spalle, e misuriamo che quando ci sono le leggi di bilancio i capitoli che servono per tenere in equilibrio i conti rischiano di essere sempre quelli: il taglio alle rivalutazioni delle pensioni, piuttosto che i tagli alla sanità pubblica, piuttosto che il non finanziamento alla non autosufficienza. E quindi abbiamo bisogno invece di dire che sostenere il potere d'acquisto dei pensionati e delle pensionate è anche una misura di crescita per tutto il Paese, oltre che deve rispondere a questioni di dignità delle persone che hanno lavorato una vita e hanno il diritto, diciamo così, di vedere non intaccato troppo il loro potere d'acquisto. Ecco, potere d'acquisto che a livello nazionale si coniuga in modo diverso, perché sappiamo che magari ci sono regioni dove c'è più potere d'acquisto, però ci manca la sanità e quindi bisogna ricorrere al privato, altri invece dove ce n'è minore, nord-est, anche Lombardia, comunque molto basso potere d'acquisto, perché quella è la pensione di fatto, non si possono, però magari ci sono servizi che possono sopperire anche col volontariato, col terzo settore, non neghiamolo. A livello luci e ombre, macchia di leopardo, quali sono le criticità che lei ravvede comuni un po' dappertutto? Ma allora, sicuramente in questi ultimi anni, dopo il Covid, l'emergenza della tenuta della sanità pubblica è un'emergenza con caratteristiche diverse ma che ha una rilevanza nazionale. I nostri pensionati sono preoccupati per le liste d'attesa, sono preoccupati perché molte delle prestazioni a cui devono ricorrere o si fanno attraverso il privato e quindi pagando, oppure non si fanno. E l'altra grande criticità abbastanza generalizzata riguarda la non autosufficienza. La popolazione invecchia di più, naturalmente e fortunatamente, ma aumentano le cronicità e le fragilità, e noi abbiamo una legge per la non autosufficienza che però non è adeguatamente finanziata, e naturalmente cioè non è stata finanziata, quello è il problema, no, perché esiste, c'è una legge, c'è una norma, anche. A noi piace, l'abbiamo anche conquistata, i pensionati e le pensionate l'hanno conquistata, ma non ha adeguati finanziamenti. Questo significa che le differenze territoriali sono altissime, cioè ci sono regioni che hanno investito nel corso degli anni, hanno strutture, risorse, hanno anche investito sulla sanità territoriale, altre regioni dove il delta, diciamo, è molto più alto. In generale l'impoverimento delle pensioni, che ricordo dei 16 milioni di pensionati, più di un terzo sta sotto i 1.000 euro al mese, l'impoverimento delle pensioni in epoca di inflazione molto alta è stato significativo. Certo, per quel che riguarda a livello regionale Veneto, anche qui abbiamo dei dati inquietanti perché l'inflazione nel 2022-2023 è costata in media quasi 2 mensilità ai pensionati veneti.
Assolutamente sì. Quindi non possiamo permettercelo, tante cose non possiamo permettercelo, lei cita la sanità ma anche tanto altro, no? Certo, sicuramente la sanità è una delle preoccupazioni più grandi delle pensionate e dei pensionati del Veneto, ma non solo, la non autosufficienza anche. Il fatto di non poter neanche essere più capaci di aiutare le proprie famiglie, i propri figli, i propri nipoti, ricordiamolo anche nel periodo Covid, quando tante persone hanno perso anche il posto di lavoro o erano in cassa integrazione per ovvi motivi. I pensionati e le pensionate riuscivano ancora in qualche maniera a sostenere, diciamo, le famiglie dei loro nipoti e dei loro figli. Oggi non lo possono più fare, perché lo diceva bene prima Tania, soprattutto negli ultimi 2 anni, 2022-2023, dove abbiamo avuto l'inflazione alle stelle e quindi non abbiamo avuto la rivalutazione che ha potuto coprire, diciamo, questa perdita del potere d'acquisto, ma anche altro, il caro vita, il caro energia. Le pensionate e i pensionati sono molto preoccupati, non tanto e solo del loro futuro, ma del futuro dei figli e dei nipoti, quindi degli attuali lavoratori e lavoratrici e dei giovani. Tant'è che siamo scesi tutti in piazza. Martedì 29, grande manifestazione in piazza a Padova. Ecco la ragione per la quale anche la Presidente era presente. Infatti vediamo le immagini dalla luce e che se ne dica, le pensionate e i pensionati manifestano anche perché vogliono chiedere a questo governo un lavoro che sia stabile, un lavoro tutelato, un lavoro sicuro, un lavoro ben retribuito, cosa che oggi invece in tutta Italia, non solo in Veneto, non troviamo. C'è molta precarietà e quindi con la precarietà, l'insicurezza, i pochi diritti non si riesce a costruire non solo il presente ma anche il futuro. Quindi abbiamo visto anche nella piazza di oggi diciamo la solidarietà e l'insieme anche delle generazioni. Abbiamo avuto lavoratori e lavoratrici che hanno partecipato alla nostra manifestazione e tra l'altro è stata moderata da una studentessa, da Emma Ruzzon, assieme poi a degli interventi anche di ragazzi e ragazze che fanno parte anche al sindacato studentesco, proprio per far capire che le lotte si devono fare assieme, che quello che manca, cioè tutte le risposte che noi non abbiamo avuto a partire dalla legge di bilancio di quest'anno, ma anche altro, unisce le generazioni, diciamo, nella stessa lotta. Appunto è il welfare, quindi la sanità pubblica per tutti, è la non autosufficienza, perché la non autosufficienza non tocca solo le persone anziane, ma tocca le famiglie che si impoveriscono e a volte, anzi spesso, succede che si fanno i salti mortali per accudire i propri cari e spesso le donne sono costrette a rinunciare a una parte del loro lavoro, quindi magari ad accettare dei part-time involontari, ma addirittura si dimettono perché devono curare un caro genitore, suocero, suocera, famoso eccetera. Caregiver. E famoso caregiver. E restano poi senza reddito, quindi la famiglia si impoverisce e questa donna domani non avrà una pensione dignitosa perché poi nel frattempo non versa più la contribuzione. E anche questa è una delle cose che noi chiediamo, il riconoscimento del lavoro di cura, oltre a tante altre cose. Ecco, faccio 330.000 ultra 65 anni non autosufficienti in Veneto. Ecco, sono tantissimi. E la stragrande maggioranza di queste persone sono accudite a casa, quindi c'è tutto il problema della domiciliarità. Quando Tania diceva una bella legge, quella della non autosufficienza, che abbiamo conquistato con grandi lotte, 20 anni di lotte del sindacato unitario. Bella legge, ma è una scatola vuota se non la riempiamo di risorse. E dentro qui ci sta tutto il problema della domiciliarità, la stragrande maggioranza delle persone non autosufficienti sono accudite a casa, e poi c'è il problema della residenzialità, ne abbiamo parlato ancora in precedenti trasmissioni, tutto il problema, noi diciamo, delle case di riposo, per farci comprendere, insomma, dei centri di servizio che in questi ultimi anni, dovuti anche all'inflazione, al caro vita, soprattutto al caro energia, sono schizzate le rette e quindi sempre meno persone riescono ad entrare anche per problemi economici. E qui voglio ricordare un fenomeno che si sta allargando in Veneto, cioè che tante famiglie e tanti anziani per entrare nelle case di riposo e pagare le rette sono costretti a vendere la nuda proprietà.
Sì. E sempre più questo ci viene detto e denunciato soprattutto dai familiari. È allarmante, perché se pensiamo il ricco veneto, le persone che hanno lavorato una vita, che hanno messo via i risparmi, vuol dire che quei risparmi sono stati erosi perché ho avuto un problema di salute, mi sono dovuto curare, non ho trovato la sanità pubblica, i servizi territoriali, magari sono andato nel mondo del privato, oppure ho anche aiutato nel frattempo, entrambe le cose, un figlio, una figlia e i nipoti, perché il lavoro è precario e perché anche tutta la filiera dell'istruzione ha bisogno di essere sostenuta. Certo. Quindi... Ecco, questo segretario che sta dicendo che sono cose sacrosante, emergono in una regione appunto dove si sta abbastanza bene, insomma come nel nord-est, o si stava, non lo so, perché la bisogna vedere un pochettino. Però a livello nazionale diventa anche molto preoccupante, perché è vero che da noi la proprietà è un dato di fatto e c'è per fortuna, è vero anche però che non è corretto, cioè non è corretto, non dovrebbe essere logico che ti liberi della proprietà per poi poterti mantenere, perché lo stesso allora dovremmo fare queste nuove generazioni che andranno in pensione. Cosa faranno? Secondo lei vede prospettive nell'interazione con i governi, perché poi adesso c'è questo governo, dura quello che, insomma, cosa vede politicamente? Noi registriamo una grande sottovalutazione su questi temi. In parte è vero che le politiche di bilancio del nostro Paese stanno in un quadro europeo, anche quello molto miope rispetto a questi temi, mi verrebbe da dire. Cioè, noi siamo, sì, che in Europa si invecchia tutti. Si invecchia tutti, siamo un continente che adesso oggettivamente le uniche risorse che sta mettendo le sta mettendo per la difesa, per le armi, piuttosto che per lo Stato sociale. E noi siamo un paese con un debito pubblico molto alto e quindi naturalmente sappiamo che al Paese sono chiesti anche sacrifici in più, però oggettivamente noi siamo un Paese che ha anche aumentato tantissimo i divari in termini di ridistribuzione delle ricchezze, in termini di possibilità, e ci sono delle scelte alternative che potrebbero essere fatte, a partire da una ridistribuzione fiscale di tipo diverso e a partire dal fatto che chi ha di più deve contribuire di più. Questa è la grande assente nel dibattito pubblico, certo. E vale soprattutto per le giovani generazioni, nel senso che quando noi scendiamo in piazza con i pensionati e le pensionate, ha ragione Nicoletta, la loro prima preoccupazione non è tanto per solo la loro condizione materiale, che certo si è impoverita, ma è sulla prospettiva e la consegna del futuro ai loro figli e ai loro nipoti, che giustamente hanno il diritto di avere diritti e protezioni sociali come quelli che loro si sono conquistati. Allora, sacrosanto, bisogna continuare a capire questi temi, interiorizzarli, fare una cultura diffusa. Parliamone ancora dopo la pubblicità, tra poco. Stiamo parlando un po' di generazioni diverse, da un lato i giovani che appunto non restano sul territorio perché non hanno prospettive, dall'altro anche anziani che vanno via dal nostro territorio, però ci sono. Questa è un'altra cosa che dovrebbe far riflettere, cioè non siamo un paese per vecchi ma neanche per giovani, cioè, non è bellissimo. A livello, io dicevo, l'interazione con il governo, avevo chiesto appunto alla segretaria nazionale, è a livello territoriale e regionale? A livello territoriale avete avuto incontri, e regionale, no, rispetto a questi temi sì, sulla sanità principalmente e sulla non autosufficienza, su tutta la filiera del sociosanitario. Ecco, su questo sì, soprattutto sulla non autosufficienza per quello che riguarda la residenzialità, quindi il discorso che si faceva prima, le rette, il caro rette, quindi sulle case di riposo, ma anche la filiera della domiciliarità e tutto quello che si può fare, ad esempio, in aiuto ai caregiver, piuttosto che anche la filiera, diciamo, del cosiddetto badantato. Ecco, sono tutte cose che stiamo portando avanti unitariamente, ma anche nella sanità. Pensiamo diciamo, allo smaltimento, il cercare di anche ridurre quelle che sono le liste d'attesa per tante visite, per tanti esami. Diciamo che l'interlocuzione c'è, è faticosa e non sempre, per così dire, siamo anche ascoltati, diciamo,
diciamo, da questo governo regionale. Naturalmente ecco, noi rispetto a questo, al di là della delusione, diciamo così, no? Siamo sempre molto determinati e devo dire che per queste materie anche lottiamo e abbiamo delle piattaforme unitarie. Questo è molto importante perché quando ci presentiamo, diciamo, in regione siamo a fianco delle nostre confederazioni, ma anche come pensionati, il sindacato dei pensionati, siamo assieme a FNP, CISL e a UIL, quindi questo insomma ci dà anche maggiore forza. Certo che insomma è complicato, è complicato. Ecco, è complicato anche far passare il concetto che la cura, la prevenzione, l'invecchiamento attivo è un aspetto fondamentale. In Regione Veneto se ne punta tanto, perché si sa che moltissimi cittadini, voi avete commissionato con la ricerca della Fondazione Gimpe, rinuncia alle cure, rinuncia per questioni economiche, non può farlo, non ha tempi accettabili di attesa. Questo è estremamente grave. È gravissimo perché stiamo... Perché questo vuol dire regredire in un progresso sociale che... Sì, vuol dire buttare via in realtà le potenzialità che la longevità invece offre, sia dal punto dell'attivismo e dell'invecchiamento attivo che della partecipazione di una generazione oggettivamente alla vita sociale. Il potere d'acquisto è anche questo, cioè quando abbiamo anziani che non mettono insieme il pranzo con la cena, oppure sono costretti a mangiare i beni diciamo a minor costo e quindi magari a non poter comprare le verdure, la carne corretta, cioè noi stiamo parlando di un impoverimento anche materiale che pensavamo, non dico di avere superato un po' nel nostro paese, ma in realtà che sta tornando con una drammaticità fortissima fra gente che ha lavorato e che non è stata, diciamo così, vittima magari di un disagio sociale o di un impoverimento culturale, di una parzialità della popolazione. 4 milioni sono le persone che rinunciano alle cure, specie quelle insomma più anche economicamente più esposte, pensiamo alle cure dentistiche ma anche a cure di tipo specialistico, e questo è in un qualche modo inaccettabile. Io credo noi crediamo non ci sia l'adeguata consapevolezza e anche c'è una narrazione di come sta il paese molto diversa da quella che invece percepiamo noi per le cose che anche Nicoletta giustamente sottolineava, e se abbiamo queste preoccupazioni nei territori più ricchi, quelli dove insomma l'economia ha corso anche più veloce, certo, no? Insomma, con tassi di occupazione molto importanti, proviamo a pensare cosa questo significa nelle aree anche più abbandonate, le aree interne, molte parti del centro-sud, ecco. Quindi ci sono tante cose che potrebbero essere fatte e il fatto che il governo non si confronti con le parti sociali è un grande problema. In questo non tutti i governi sono stati uguali e bisogna anche che la gente lo sappia. Non è detto che abbiamo sempre ottenuto i risultati che volevamo, ma in questa stagione l'assenza anche di ogni confronto, ogni tavolo di discussione e una narrazione di un paese molto diverso da quello che invece noi tocchiamo con mano tutti i giorni nelle nostre leghe con i pensionati e le pensionate è per noi fonte di grande preoccupazione. Ecco, poi a livello territoriale voi avete affrontato anche nella manifestazione, o avreste dovuto comunque approfondire il tema del discorso dell'autonomia, e poi parliamo invece a livello nazionale della fiscalità per le pensioni. Assolutamente sì, tra l'altro ecco, vorrei ricordare perché la questione dell'autonomia? Arrivo subito a dire il perché. In questi giorni, ecco, ci tenevo a dirlo, noi siamo stati ma saremo ancora presenti nelle piazze, ecco, al di là di fare le nostre assemblee territoriali per informare più persone, più pensionati e pensionate, siamo anche nelle piazze. È una modalità, per così dire, che ripaga molto non solo noi, la nostra organizzazione, ma anche le persone, perché soprattutto andando nei mercati incontriamo delle persone nuove che magari non sempre frequentano le nostre sedi, i nostri recapiti, e questo proprio per parlare un po' di tutto, soprattutto per cercare di promuovere quelli che sono state le raccolte firme, i 4 referendum della CGIL, diciamo, sul lavoro, sui 4 testi che abbiamo già raccolto, come anche quelli sull'autonomia differenziata. Ma noi non ci dobbiamo fermare alle firme, dobbiamo cercare di far capire alle persone il perché abbiamo raccolto quelle firme, appunto nella speranza poi in primavera di poter andare a votare rispetto a questi referendum. L'autonomia differenziata non serve assolutamente neanche alle
regioni diciamo del ricco nord, se così le vogliamo chiamare, tantomeno al Veneto, perché sicuramente dividerà il paese in tanti piccoli staterelli quanti sono le regioni, e quindi avremo per ogni regione delle leggi diverse. Ci sarà ancora più la netta distinzione tra i cittadini di serie A e di serie B, quindi ci sarà un impoverimento ancora più grande per chi oggi già soffre, e soprattutto, che se ne dica, pagheremo più tasse, al contrario di quello che si dice, perché con nuove funzioni, nuove materie, si avrà bisogno non solo al di là del personale, ma di tutta una struttura che giustamente si interessa a tutto questo. E poi, se proviamo a ragionare su delle materie come può essere il commercio con l'estero, le infrastrutture, i trasporti, l'ambiente, come possiamo pensare che una regione legiferi su questi temi di carattere non solo nazionale ma anche europeo? Quindi ci sarà uno scivolamento al ribasso e soprattutto tanti servizi pubblici non ci saranno più, quindi chi avrà i soldi se li pagherà, e chi non ha i soldi, chi non ha le risorse, appunto pensionati soprattutto e lavoratori dipendenti, non si potrà neanche più permettere quello che già oggi fa fatica, diciamo, a permettersi rispetto dei servizi pubblici che dovrebbero essere garantiti, insomma, sostanzialmente. Quindi... Il punto, non posso ribattere niente perché non sono esperta del settore, però c'è l'altro punto invece che è importante, quello della fiscalità. Sì. Perché voi avete sempre sostenuto che i pensionati sono quelli che pagano costantemente sempre un fisso, no? Sì, noi siamo un paese che ha una grande disuguaglianza di tipo fiscale, sia dal punto di vista dell'equità cosiddetta verticale, cioè stiamo abbassando e riducendo il tasso di progressività, quindi chi ha di più non paga in proporzioni di più, come sarebbe invece corretto e come noi chiediamo che si faccia, soprattutto in un'epoca in cui stiamo tagliando così tanto la spesa pubblica e i diritti essenziali delle persone. Il lavoro, per esempio, è tassato di più delle rendite e dei patrimoni, che è una cosa quasi senza senso, diciamo così, ma non abbiamo nemmeno l'equità orizzontale, quindi a parità di reddito, se sei un dipendente, se sei un pensionato, se sei un lavoratore autonomo, la tua tassazione è diversa. Questo è ingiusto anche per il rapporto che lo Stato deve avere con i cittadini, no? E per i cittadini di sentirsi parte di uno Stato che fa dell'equità la sua cifra. Quando anche, diciamo, nella propaganda, nella discussione, le cose che ci piace sentire a tutti ci dicono pagheremo meno tasse, bisogna pesare che cosa significa quello, perché magari per avere uno sconto di 5 euro di una aliquota IRPEF, di questo parlerà questa legge di bilancio che darà strutturalità alla riduzione delle aliquote, ma per avere magari quei 5 euro in più noi ce li rimetteremo ad esempio sulla sanità pubblica e ce li rimetteremo con gli interessi, quindi dovremmo provare, diciamo così, a fare due operazioni: uno, a poter dire che chi ha di più deve contribuire di più, e quindi che la patrimoniale in questo paese non può essere, diciamo, il taglio della rivalutazione delle pensioni, come è stato ad esempio negli ultimi 30 anni, in cui si è sempre chiesta solidarietà ai pensionati e alle pensionate e all'unico strumento che hanno per rivalutare le loro pensioni e quindi tenere una tenuta del potere d'acquisto. Ma l'altra parte la dovremmo fare anche dentro il sistema. Noi per esempio pensiamo che la scelta della flat tax sia una scelta profondamente sbagliata e profondamente iniqua, che continua a far gravare sempre su quella fascia di popolazione un peso fiscale molto significativo, che è anche non solo nella tassazione nazionale ma anche nella tassazione regionale. Certo. Allora, questa che c'è stata il 29 è stata una delle manifestazioni che sono state organizzate. A livello territoriale ci sarà qualche cos'altro, e a livello nazionale è previsto altri territori coinvolti? Beh, a livello territoriale noi siamo già, come dicevo prima, nelle piazze, quindi non abbiamo bisogno di fare ulteriori manifestazioni, ma partecipiamo però alle manifestazioni nazionali ed eventualmente territoriali, se saranno convocate, anche di tutte le categorie dei lavoratori attivi che si stanno facendo in questo periodo, e si faranno anche perché il 31, quindi fra 2 giorni, ci sarà lo sciopero, diciamo, del comparto scuola, e l'8 invece di novembre ci sarà lo sciopero dei trasporti. E poi vedremo, insomma, perché anche poi in questi giorni
vedremo se verrà proclamato lo sciopero generale nazionale, insomma, e quindi siamo in attesa di capire, insomma, se questo sarà fatto, e naturalmente le pensionate e i pensionati daranno il loro contributo sicuramente, poi che sia una manifestazione di carattere nazionale, regionale o territoriale non importa, importa, ecco, come dicevo all'inizio, essere presenti e solidali, ma soprattutto uniti nelle battaglie, perché le battaglie non sono solo dei pensionati o dei lavoratori, sono battaglie che si intersecano, perché i temi e gli argomenti sono quelli della nostra manifestazione, ma li vediamo anche nelle manifestazioni, insomma, dei lavoratori e delle lavoratrici che lottano anche per il rinnovo dei loro contratti collettivi nazionali, che sono il loro potere d'acquisto. Infatti, a partire da lì, oltre tutti i diritti, insomma, sì, perché poi, ricordiamolo. esatto, se ci sono retribuzioni basse oppure discontinue, poi alla fine le pensioni sono quello che sono, e questo è un dato di fatto, e lì troviamo di nuovo il divario tra uomo e donna, che resta un altro aspetto molto importante da affrontare, questo senza dubbio, anche come, secondo me, come fattore culturale, no? Quindi anche questo, perché se è stato maturato in certe realtà, in altre molto meno. L'Italia è lunga. L'Italia è lunga e culturalmente dobbiamo ancora fare tanti passi per affermare proprio il principio della parità in tutti i luoghi. Noi peraltro vediamo già gli effetti di una mancata parità sulle pensioni, le donne prendono quasi il 30% in meno dei maschi a livello pensionistico, e questo, e soprattutto sulle giovani generazioni, significa consegnare alle giovani generazioni un futuro di povertà. Ecco, quindi riflettere anche su questo. Siamo giunti al termine, è volata la trasmissione. Allora, Nicoletta Biancardi, segretaria generale SPCGIL del Veneto, grazie di essere stata qui con noi, grazie di averci anche supportato in studio Tania Scacchetti, che è segretaria generale dello SPCGIL nazionale. Grazie a voi. Grazie. Cari telespettatori, buon proseguimento, vedete la puntata come sempre nelle repliche, ma anche sul web e su YouTube. A presto.